Assessore Telesca, visti i numeri di questa misura di sostegno al reddito, si può solo dire che era uno strumento che serviva al territorio? Era assolutamente necessario, anche al di sopra di ogni nostra previsione. Sicuramente la cosa più importante è che ha fatto emergere un fenomeno del quale non avevamo questa contezza, perché le persone conosciute con i vecchi sistemi e i servizi sociali erano sicuramente molto inferiori a quelle che poi invece si sono rivelate aventi veramente bisogno, aventi diritto a questa misura. Una misura, ricordiamolo, la prima in Italia e la prima che si è integrata anche allo strumento nazionale. In questo senso andate a coprire anche una fascia che lo strumento nazionale non riusciva a soddisfare. Sì, la nostra misura è partita un anno fa, nell'ottobre del 2015 e dal 1 settembre del 2016 si è integrata con la misura nazionale. La misura nazionale ha requisiti più bassi, paletti più bassi e quindi copre una fascia della nostra misura che però è sicuramente più larga perché si rivolge a una fascia più allargata di persone, soprattutto ai nuclei composti anche da una sola persona che può trovarsi in situazione di quasi povertà, e quindi le due misure insieme, anche l'integrazione è stata la prima sperimentazione in Italia con qualche frizione legata alle difficoltà anche tecniche che ci sono nel contemperare due misure così complesse, però diciamo che saremo per fortuna anche i primi per i quali poi le cose cominceranno ad andare più lisce, si stanno già in parte risolvendo. Proprio in virtù di questa integrazione con l'INPS, al di là delle dovute pressioni e sollecitazioni all'ente nazionale, c'è anche stata un'attività sul territorio da parte delle regioni con i propri operatori. Sì, operatori che sono totalmente impegnati, che hanno veramente fatto il possibile e anche l'impossibile per evitare che ci fossero ritardi nei pagamenti. Alcune cose proprio non si sono potute evitare perché sono legate proprio a questa nuova procedura applicativa che è di competenza dell'INPS. Stiamo anche cercando soluzioni alternative per gestire questa fase, diciamo così, di adeguamento, questa fase transitoria, per dare il tempo all'INPS di mettersi al passo con i tempi previsti. Assessore Panariti, nella misura del sostegno al reddito una parte strategica è quella dei patti, inclusivi sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista occupazionale. In questo senso ci sono stati dei dati incoraggianti sul 2016. Sì, 6.000 persone che hanno usufruito della misura risultano aver lavorato nel 2016. Ora dobbiamo approfondire, dobbiamo utilizzare anche gli altri strumenti di cui disponiamo, per esempio l'incentivo perché non abbiamo contezza dei voucher, e credo che questa sia la direzione in cui si deve andare, una direzione che prevede appunto l'aiuto e la condivisione di patti con le persone che abbiano obiettivi di lavoro e obiettivi di inclusione sociale. Abbiamo investito anche sul Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda 500 persone che hanno partecipato ai nostri corsi, al nostro orientamento verso il lavoro, una grande attenzione per i minori e quindi utilizzare anche tutti gli altri strumenti che abbiamo affinché le persone che hanno obiettivi di lavoro nel patto riescano poi nel corso del 2017 a rafforzare l'attività lavorativa oppure a trovare lavoro. Assessore, dal punto di vista del lavoro della Regione è un grande sforzo anche amministrativo, l'integrazione fra due servizi, quello sociale e quello dei centri per l'impiego, e inoltre l'assunzione di persone proprio dedicate a questo strumento. Certo, in alcune zone, in alcune aree territoriali questa integrazione tra i servizi già esisteva, quindi le buone pratiche sono state diffuse a tutto il territorio. In questo momento possiamo parlare di una buona integrazione tra i servizi sociali e i servizi del lavoro, buona integrazione che è stata naturalmente rafforzata da 9 persone nei servizi per il lavoro e 11 per quanto riguarda i servizi sociali che sono state assunte con il Fondo Sociale Europeo.